Bentrovati. Dopo l'intervento del ministro dell'integrazione Cécile Kyenge sulla Ius Soli, il dibattito su questo argomento si era fatto serrato. A dire il vero il ministro è stato un po' avventato, non ha spiegato bene la Ius Soli che intendeva proporre, ma molte reazioni del mondo politico, specialmente della destra, sono state piuttosto sgangherate. E allora vediamo di capire meglio la questione. In tutto il mondo l'acquisizione automatica della cittadinanza si raggiunge in due modi, con la Ius Sanguinis e con la Ius Solis. Con la Ius Sanguinis il nuovo acquisisce automaticamente la cittadinanza dei genitori, mentre con la Ius Solis si acquista la cittadinanza del paese in cui si nasce. La Ius Solis è in vigore in vari paesi, tra cui gli Stati Uniti, il Canada, il Brasile e l'Argentina, mentre in Italia vige la Ius Sanguinis. Un bambino nato da genitori italiani diventa quindi automaticamente un cittadino italiano, mentre chi nasce in Italia da genitori stranieri con il permesso di soggiorno regolare, solo al compimento del suo 18° anno di età può richiedere la cittadinanza italiana. Ho detto che può richiederla perché non è automatica, la legge pianta diversi paletti. Ad esempio, il neo maggiorenne nato in Italia figlio di emigrati extracomunitari non deve essere mai uscito dall'Italia nei suoi 18 anni. Recentemente in una lettera al direttore su Repubblica ad una ragazza di origine marocchine che ha frequentato le nostre scuole fino alla maturità e quindi conosce la nostra lingua, la nostra cultura, che è cresciuta con i suoi coetanei italiani, le è stata negata la cittadinanza italiana perché 2 dei suoi 18 anni li aveva vissuti in Marocco. Certo però, l'acquisizione della cittadinanza con la Ius Soli deve essere temperata con dei passaggi ben definiti. In tempi in cui le immigrazioni per fuggire da guerra e miseria sono diventate esodi biblici, molti verrebbero nel nostro paese per far nascere i loro figli, facendoli così acquisire automaticamente la cittadinanza italiana. E allora per acquisire la cittadinanza italiana devono esserci dei passaggi ben delineati, come la frequenza delle nostre scuole, quindi la conoscenza della nostra lingua, della nostra cultura, dei nostri valori civili, insomma un percorso culturale ben definito, ma senza quei paletti che sembrano messi apposta per scoraggiare quei ragazzi che si sentono italiani ma non lo sono e vogliono esserle a tutti gli effetti. Oggi ad esempio se i genitori immigrati perdono il lavoro e non lo ritrovano entro un anno, e in questi tempi è facile perderlo, perdono il permesso di soggiorno diventando di fatto dei clandestini e quindi con la possibilità di venire espulsi. Per cui dei bambini o dei ragazzi minorenni cresciuti da noi che non conoscono altre lingue se non l'italiano, che parlano magari il dialetto locale e che non sono diversi dai loro coetanei italiani, potrebbero essere rispediti nei paesi d'origine con i loro genitori, magari in un paese di cui non conoscono la lingua né le tradizioni, essendo di fatto italiani. Credo sia inutile sottolineare che questo è dovuto all'approccio al problema che ha imposto la Lega quando governava il Paese. C'è un esempio illuminante vicino a noi. Qualche anno fa questo partito ha voluto chiudere l'ambulatorio all'interno dell'ospedale civile di Pordenone che curava gli immigrati clandestini, irregolari, una struttura gestita gratuitamente da medici volontari. Secondo me questa è la dimostrazione plastica di come finora la questione immigrazione sia stata gestita dal nostro Paese negli ultimi 20 anni. L'immigrazione è un problema che si risolve con un pugno di ferro. Io penso che l'immigrazione sia un problema delicato e complicato che sicuramente non si risolve con 4 slogan. Bisognerebbe usare un approccio senza steccati ideologici. Ma guardiamo all'oggi, ai nostri figli, ai nostri nipoti che frequentano le scuole dell'obbligo, che è del tutto normale per loro intrecciare amicizie con altri bambini, con altri ragazzi, anche se hanno origini lontane ed hanno la pelle di colore diverso. Qualche tempo fa un mio amico, padre di una bambina di 7 anni, mi raccontò che all'uscita di scuola suo figlio, indicando un suo amichetto, disse: è quello con la maglietta gialla. Questo bambino non poco importava se il suo bambino era figlio di genitori nigeriani ed aveva la pelle nera. Le nuove generazioni sono abituate a vivere in una realtà multicolore e multietnica. Un altro importante argomento è di tipo fiscale. I paesi anglosassoni applicano storicamente il principio liberale. Se pago le tasse ho diritto di partecipare alla vita pubblica e di scegliere chi mi amministra. Perché se si pretendono giustamente i doveri, rispettare le leggi, pagare le tasse, si devono anche garantire loro dei diritti e perciò dopo un percorso ben definito deve essere dato loro il diritto di partecipare alla vita pubblica, di diventare cittadini con doveri e diritti quanto un Mario Rossi qualsiasi, senza leggi vessatorie, umilianti come lo sono attualmente. Ci rivediamo mercoledì prossimo.